Buongiorno e bentornati all'Almanacco. Oggi è sabato 18 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:52 e tramonta alle 20:45. La luna si leva alle 9:15 e cala alle 23:10. Oggi la Chiesa celebra Santa Elisabetta. Il nome Elisabetta ha origini antichissime e sacre, deriva dall'aramaico e significa letteralmente colei che giura per Dio. Il 18 luglio è il Nelson Mandela International Day. Istituita dall'ONU nel 2009, la data coincide con il compleanno di Mandiba, il primo presidente nero del Sudafrica e simbolo mondiale della lotta all'apartheid. Un uomo che, nonostante i 27 anni di carcere, non ha mai smesso di credere nella riconciliazione e nel coraggio. Compie oggi 79 anni Ignazio La Russa, presidente del Senato. Nato a Paternò, è una delle figure storiche della destra italiana, dai tempi del MSI fino alla fondazione di Fratelli d'Italia. Pochi ricordano che nel 1972 apparve nel film cult di Bellocchio Sbatti il mostro in prima pagina. Festeggia 59 anni Vin Diesel, l'attore che ha dato il volto e i muscoli a Dominic Toretto nella saga di Fast and Furious. Egli resta uno dei re del cinema d'azione globale, anche se il suo debutto d'autore avvenne in capolavori come Salvate il soldato Ryan. E sono 48 le candeline per Virginia Raggi. Prima sindaca donna della storia di Roma, ha guidato la capitale dal 2016 al 2021, segnando una stagione politica importante per il Movimento 5 Stelle. Il 18 luglio del 64 d.C. Roma brucia. È una delle date più iconiche dell'antichità, un incendio devastante divampa nell'area del Circo Massimo e flagella la città per 9 giorni. La leggenda narra di un Nerone intento a cantare mentre la città bruciava, un'immagine che, seppur discussa dagli storici, è rimasta scolpita nel mito della città eterna. Il tempo è davvero relativo? Per la psicologia, sì. Quando osserviamo qualcosa di straordinario, il cervello elabora così tanti dettagli da dare l'impressione che il tempo rallenti. Einstein, con la sua fisica, ha confermato che il tempo dipende dalla velocità e posizione. Insomma, che sia per un bacio o per una formula di matematica, le lancette non girano per tutti allo stesso modo. Benvenuti al nostro appuntamento del sabato con le stelle. Il fine settimana entra nel vivo. Scopriamo subito cosa prevede il cielo per oggi. Ariete. Siete un vulcano di energia ed entusiasmo. Sabato perfetto per rimettervi in moto, fare sport all'aria aperta o pianificare una gita fuori porta. Toro, la luna vi invita alla calma. Mettete da parte l'orologio, staccate i pensieri dal lavoro e dedicatevi solo ai vostri hobby e al relax assoluto. Gemelli, sarete magnetici ed eccezionalmente brillanti. È la serata ideale per uscire, frequentare nuovi ambienti e lasciarsi andare al divertimento. Cancro. Sentite il bisogno di circondarvi di calore umano. Organizzate una cena tranquilla a casa con gli amici più intimi o con la persona che amate. Leone. Protagonisti assoluti del weekend. Il vostro carisma è alle stelle. Trascinate gli altri nelle vostre avventure senza alcuna esitazione. Vergine. Sabato ideale per ricaricare le batterie emotive. Non lasciatevi trascinare in discussioni inutili e regalatevi del tempo solo per voi stessi. Bilancia. C'è una bellissima aria di complicità intorno a voi. In amore, le stelle favoriscono il dialogo sincero e le promesse importanti per il futuro. Scorpione. Sarete particolarmente intuitivi e selettivi. Ascoltate il vostro istinto per capire quali inviti accettare e quali persone frequentare oggi. Sagittario. Una sferzata di ottimismo vi travolge. Avete voglia di novità e di evadere dalla solita routine. Assecondate questo vivo desiderio di libertà. Capricorno. Siete insolitamente romantici e pronti a lasciarvi andare. Mettete da parte la vostra corazza e mostrate il vostro lato più dolce. Acquario. Il cielo accende la vostra curiosità. È il giorno perfetto per visitare un posto nuovo, vedere una mostra o fare una chiacchierata stimolante. Pesci. Giornata sognante e ricca di calore.
Le stelle vi coccolano, regalandovi una forte empatia e momenti di grande armonia con chi vi circonda. Buon sabato a tutti! Ci sentiamo domani per l'oroscopo della domenica. Il 18 luglio del 1995 il dramma di Fabio Casartelli avvenne. Infatti durante la 15ª tappa del Tour de France una caduta collettiva trasforma la festa del ciclismo in una tragedia. Casartelli, oro olimpico a Barcellona del 1992, batte la testa senza il casco, all'epoca non obbligatorio. La sua morte scosse il mondo dello sport e portò finalmente all'obbligo dell'elmetto protettivo in tutte le gare professionistiche. In Italia, quando abbiamo un problema complicato, diciamo di avere una gatta da pelare. L'immagine evoca quanto sia difficile e rischioso maneggiare un felino che non ne vuole proprio sapere. Gli inglesi però usano un termine più croccante. Hard nut to crack, una noce dura da rompere. Il succo non cambia, ci vuole sempre e comunque molta pazienza per risolverlo. Andy Warhol, il re della pop art che ha trasformato la zuppa Campbell e le bottiglie di Coca-Cola in capolavori da museo. Warhol ha capito prima di tutti che l'arte è comunicazione e consumo. Eccentrico, paranoico e geniale, amava ripetere che nel futuro tutti sarebbero stati famosi per almeno 15 minuti. Ha vissuto tra trasgressione e glamour, convinto che tutto dovesse essere provato almeno una volta. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Sembra sempre impossibile finché non viene fatto. E con la forza delle parole di Mandela io vi auguro un fine settimana in cui possiate trasformare i vostri impossibili in realtà. Vi aspetto domani puntuali sempre qui per una nuova pagina del nostro almanacco e tante nuove curiosità. Una buona giornata dalla vostra Jaira.